Ciao a tutti. In questo momento ognuno nel nostro piccolo può dare un piccolo contributo ed essere di supporto per il prossimo. Chi mi conosce sa che ci metto cuore e anima, oltre alla faccia e alla voce, in quello che faccio. Ernst Bloch diceva: noi dobbiamo imparare la speranza. Pensare è facile, agire è difficile e mettere i propri pensieri in pratica è la cosa più difficile del mondo, aggiungeva Goethe. Più grande la sfida, più forte il desiderio dell'essere umano di migliorarsi. Dobbiamo partire da qui e mai come in questo momento c'è bisogno dell'impegno di tutti. L'inattività di questi giorni da problema è diventata soluzione. Per esempio, c'è chi da subito si è attrezzato per sperimentare una nuova modalità di lavorare, perché se dobbiamo stare a casa possiamo comunque essere attivi, informandoci, apprendendo nuove competenze, coltivando ciò che merita. Se le aziende e l'economia in generale si ferma, noi possiamo e dobbiamo continuare a crescere come persone. Come leader abbiamo la responsabilità di fare le scelte migliori per tutelare l'azienda e chi ci lavora. Essere di esempio nella ricerca di soluzioni a problemi complessi, con la consapevolezza che siamo umani e quindi possiamo anche sbagliare. Immaginiamo che in questo momento, e noi per primi, possiamo sentirci confusi, smarriti. È normale. Per questo, ancora di più, deve esserci il nostro impegno nell'essere di supporto a tutti quanti. Quello che possiamo fare tutti in questo momento è essere ancora di più focalizzati su come possiamo uscire più forti da questa situazione. Possiamo porci alcune domande potenzianti. Per esempio, quali sono tutte le strategie e gli strumenti che ho a disposizione oggi e non sto ancora utilizzando nella modalità migliore? Quali sono le piccole abitudini che possono migliorare ogni giorno per far aumentare l'esperienza al cliente finale, la nostra produttività, la nostra comunicazione e le nostre relazioni? Come posso migliorare la mia pianificazione settimanale, dandomi dei micro obiettivi da raggiungere e monitorandoli? Come posso essere un valore aggiunto per i miei colleghi di lavoro e in genere nella vita di ogni giorno? Ecco, voglio condividere con voi anche un pensiero di questi giorni. Mi ritengo una persona molto fortunata. Sono cresciuto in un'epoca dalle 1000 opportunità. Faccio parte della piccola minoranza di abitanti di questo pianeta che ha a disposizione acqua potabile e servizi igienici in casa, istruzione e sanità gratuita. Ogni mattina giro una leva e come per magia posso fare una doccia calda, senza essermi preoccupato di procurarmi della legna e accendere un fuoco per scaldarla. C'è un ospedale, in cui sono nati anche i miei figli, a 5 minuti di auto da casa. Sono fortunato perché, come dice Confucio, faccio quello che amo e quindi non ho mai lavorato un giorno nella mia vita. Perché ami quello che fai? Uno dei motivi per cui sono innamorato del mio lavoro è la possibilità che ho ogni giorno di incontrare, parlare e confrontarmi con persone diverse. Mi alzo ogni mattina e con entusiasmo trascorro la giornata tra collaboratori, clienti e fornitori. Mi sposto tra diverse sedi, sui cantieri in corso e nelle abitazioni in cui offriamo la nostra consulenza personalizzata. Adoro questi momenti, in cui ascoltando le diverse storie mi arricchisco di nuove esperienze. Sentire dalle persone i loro progetti, le storie e i sacrifici che hanno fatto per costruire la casa dei loro sogni. Guardare i loro occhi brillare mentre tu gli fai immaginare quale sarà il risultato finale del tuo lavoro. Percepire dei piccoli movimenti di assenso quanto apprezzino la tua consulenza e professionalità. La stretta di mano vigorosa, lo sguardo fermo e il volto rilassato nel momento in cui ti viene affidato l'incarico. Un leggero brivido, quella sensazione di piacere e gratificazione nell'aver acquisito un nuovo incarico. Il senso di responsabilità di assicurarti che tutto vada per il meglio. In questi giorni, in cui tutto questo ci è precluso, ci sono due atteggiamenti che possiamo avere. Essere frustrati o arrabbiati con il mondo intero per questa ingiustizia, oppure trovare un modo e sperimentare nuove vie, anche se le consideravamo limitanti.
E così, di necessità virtù, ho scoperto che anche un freddo monitor può creare relazione. Alla fine in comunicazione si dice che non è importante ciò che parte, ma quello che arriva, a prescindere dal canale. In questi giorni il nostro team di consulenti alle vendite ha portato il nostro sistema F4 Smart System a un altro livello, spaziando tra videoconsulenze, video interviste con rilievo di misure guidate, aggiornamento sulla situazione dei cantieri e avanzamenti commessa, conferme nuovi lavori. Dei feedback ricevuti, posso dire per il momento missione compiuta. Tra uno scherzo e qualche battuta, le risate dei bambini in sottofondo, ci siamo anche divertiti. Forza 4 non è solo il famoso gioco in cui il giocatore che comincia la partita ed esegue tutte le mosse giuste arriverà inevitabilmente a vincere l'incontro. Forza 4 è l'impegno e l'energia in più che il team di Finestra 4 ci mette in questi giorni. Perché in questi momenti che chiunque può dimostrare davvero quanto vale. E come dice una citazione, brillare di fronte al sole è facile, possono farlo tutti. Brillare nella notte, questa è la vera sfida, perché chi riesce a brillare la notte, allora può rischiarare l'intero universo. Grazie e un saluto.